Il concorso Segno, Scrivo, Disegno, Interpreto, novità dell'edizione 2009-2010 dell'ormai collaudata manifestazione Inverno al Museo in Famiglia, ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Treviso e non solo, che si sono cimentati nella realizzazione di un elaborato in formato A4 in bianco e nero, testi scritti, elaborazioni grafiche, interpretazioni fotografiche, che avesse come tema il segno, interpretato nei modi più originali e personali. Le premiazioni si sono svolte ovviamente all'interno della meravigliosa cornice del Museo Santa Caterina a Treviso, assieme a Vivarte, nota associazione culturale trevigiana. Accanto alle premiazioni non sono mancate le attività predisposte dagli esperti di Vivarte per stimolare la conoscenza e l'approfondimento dei tesori del museo, formulati in base all'età dei visitatori a cui si rivolgono. Ragazzi e bambini in particolare sono stati invitati a partecipare a percorsi didattici e a laboratori. Le attività dedicate ai più piccoli sono condotte da studenti degli istituti superiori trevigiani grazie all'attività di formazione condotta dagli esperti di Vivarte, perché, spiegano gli organizzatori, il thread d'unione naturale tra musei e famiglia è rappresentato dalla scuola e perciò compito di una cinquantina di ragazzi del liceo ginnasio Antonio Canova di Treviso guidare i bambini nell'esplorazione del mondo dei colori, animando i percorsi informativo-esplorativi. Agli adulti invece è riservato il percorso culturale tematico I tesori del Museo di Santa Caterina. Tutte le attività per i ragazzi proposte da Vivarte sono gratuite, mentre il biglietto d'ingresso al museo per gli adulti costa solo 3 euro.